Benvenuti in questo nuovo giorno, il Signore vi benedica. Oggi siamo di nuovo insieme per lodare e benedire il Signore. Anche da casa si collegheranno i fratelli per pregare e cantare insieme a noi. Possa lo Spirito Santo scendere in abbondanza su di noi e su di voi, illuminare le menti e riempire i nostri cuori. Il Signore ci benedica in questo giorno di lode e di adorazione. Amen. Stendi la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Stendi la tua mano,
con te io non verrò, ma tu ti sei donato a me, dimostrando la via, ma tu ti sei donato a me, dimostrando la via. Ti amo Signore, 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 ti amo Signore. Tu sei la mia luce e con te non ho paura. Tu sei la mia luce e con te io non cadrò. E io ti seguirò e con te io verrò. E io ti seguirò e con te io canterò. La lode batte, 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 la lode batte. Ti amo Signore, 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 ti amo Signore. Grazie Padre per questo giorno di preghiera, grazie perché veramente tu ci hai permesso di venire alla tua presenza per chiederti di togliere la paura nel mondo, Padre. Fa veramente, Padre, che tutte le persone si possano prostrare davanti a te e chiederti perdono dei loro peccati e cercare, Padre, di avere il tuo perdono, perché solo così, Signore, si può salvare il tuo popolo. E io, Padre, ti rendo grazie, lode e benedizione, perché tu sei l'alfa e l'omega, tu sei il principio e la fine, e tu sei il Dio dell'impossibile. Grazie per quello che farai. Amen. Ti ringraziamo papà, ti ringraziamo Padre nostro che sei nei cieli, per quello che tu fai, per come sollevi i nostri cuori. Accetta la nostra preghiera ai tuoi figli, allevi i nostri cuori. La nostra salute è in pericolo, solo tu puoi salvarci. Noi ti ringraziamo Padre, perché la tua presenza nei nostri cuori, la nostra preghiera alleviano questi momenti grigi. Ti ringraziamo, ti lodiamo, la nostra lode a te. Amen. Ero nel mondo, ero perduto, ma tu mi hai lavato, tu mi hai sanato. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me.
dato questa possibilità di pregarti con questa nuova tecnologia che il nostro pastore ha creato per farci sentire una Chiesa unita. Certo, con questo virus c'è della preoccupazione nelle famiglie, ma noi in Cristo siamo più che tranquilli. Il Signore mi tranquillizza. Prego per tutti quei sanitari che sono in prima linea. Il Signore possa metterli sotto le sue enormi ali. Signore, io so che sono un peccatore, di avermela presa alla leggera, non perché io non voglio pregarti in pubblico. Le prime volte sono sempre emozionanti. Ti ringrazio per quello che fai ogni giorno per ognuno di noi. Fai che questa quarantena finisca presto. Confidiamo in te, Signore. Abbi pietà per l'umanità. Io ti lodo e ti benedico, Signore. Amen. Grazie Signore Gesù per questo stare insieme, Signore. Io ti lodo, Signore, ti benedico e ti ringrazio, Signore Gesù, perché tu ci stringi sempre a te, Signore. Anche se siamo divisi, Signore, tu ci hai messo in comunione col tuo Spirito, Signore. Grazie, Signore Gesù. Signore, ti prego di ungerci con il tuo Santo Spirito, Signore, affinché ogni spirito di paura che è dentro di noi vada via nel nome potente di Gesù, perché tu ci hai detto, Signore, di non temere, perché tu sei sempre con noi, Signore Gesù, e non ci lasci mai, perché la tua promessa è questa, Signore, che tu non ci lasci mai, Signore. Grazie, Signore Gesù, benedetto e santo sei tu, Signore. Amen. Cosa ci separerà dall'amore di Dio? Cosa ci separerà dall'amore di Dio? La
Grazie Padre per questo momento che ci concedi insieme, per chiedere la tua misericordia, per questa umanità che sta vivendo momenti di terrore, di paura, per tutto il male che sta devastando il mondo intero. Ma tu metti pace nel cuore dei tuoi fedeli, nel cuore di coloro che a te si rivolgono, Signore. Io ti chiedo di ascoltare il tuo popolo che grida a te, quel popolo che si umilia davanti a te e chiede perdono. Concedi loro la tua guarigione e libera il nostro paese per amore del tuo nome, Gesù. Padre Santo, noi veniamo a te nel nome di Gesù. Ti chiediamo di intervenire nella nostra nazione e nel mondo intero. C'è paura e terrore. Solo tu dai pace e ci rassicuri. Ascolta il tuo popolo che si umili davanti a te. Libera e guarisci il nostro paese. Amen. Io lo so chi è la forza mia, e anche se il mare mi travolgesse, tu sei la forza che mi salverà. Tu sei grande Re Signore, tu mi guardi con amore, tu mi guidi verso te, e di chi avrò niente, nessuno ci dividerà, né principati né potestà. Io vedrò il tuo volto, Signore, risplenderò della gloria tua. Tu sei grande Re Signore, tu mi guardi con amore, tu mi guidi verso te, e di chi avrò timore non resterò deluso di te. Io lo so chi è la forza mia, e anche se il mare mi travolgesse, tu sei la forza che mi salverà. Niente, nessuno ci dividerà, né principati né potestà. Io vedrò il tuo volto, Signore, risplenderò della gloria tua. Tu sei grande Re Signore, tu mi guardi con amore, tu mi guidi verso te, e di chi avrò timore. Tu sei grande Re Signore, tu mi guardi con amore, tu mi guidi verso te, di chi avrò timore. Tu grande Re Signore. Padre, in un momento in cui il mondo si trova in grande difficoltà a causa di questo virus che sta terrorizzando tutti, noi, grazie alla fede che tu ci hai donato, ci hai reso più forti e più coraggiosi per affrontare tutte le paure che hanno invaso
i nostri paesi, le nostre città, le nostre case. È per questo che oggi io ti prego, affinché tu, mio Dio e mio Signore, dia a tutti coloro che sono lontani da te la forza di superare questo momento e di superare tutte le loro paure per affrontare al meglio e secondo la tua volontà questo momento. Tante benedizioni a tutti. Amen. Padre, io vengo a te nel nome di Gesù per renderti grazie di avermi attirato a te, indicandomi la vera via. Sì, perché tu sei la via, la verità, la vita. In questo momento in cui il mondo vive nel terrore, nella paura, nell'ansia, io vi voglio incoraggiare a perseverare nella parola di Dio, che vi invito a leggere in Matteo 6,25, dove ci dice: non siate in ansia per la vostra vita e di stare sereni. Chiediamo a Gesù che attraverso lo Spirito Santo manda il suo regno a governare la nostra vita, di aumentare la nostra fede, perché la fede è personale e Gesù guarda la nostra disponibilità e il nostro cuore.
E allora facciamolo abitare in noi e cerchiamo il suo regno e le altre cose ci verranno date in più. Buona riflessione, Dio vi benedica. Amen. Devi avere coraggio di amare Gesù ed alzare le mani per amarlo di più. Dal tuo cuore fai uscire la parole per lui. Egli è qui che ti guarda per amarti anche lui. Non avere paura, porta in alto il tuo cuore, con le mani al cielo, parla a lui del tuo amore e vedrai meraviglie che discendono a te. Nell'amore sarai riempito, vedrai. Devi avere coraggio di amare Gesù ed alzare le mani per amarlo di più. Dal tuo cuore fai uscire la parole per lui. Egli è qui che ti guarda per amarti anche lui. Non avere paura, porta in alto il tuo cuore, con le mani al cielo, parla a lui del tuo amore e vedrai meraviglie che discendono a te. Nell'amore sarai riempito, vedrai. E vedrai meraviglie che discendono a te. Nell'amore sarai riempito, vedrai. Nell'amore sarai riempito, Tu, Signore, sei luce dei miei occhi. Tu sei il Dio d'amore, tu sei la vera gioia del mio cuore, ma tu degno sei dell'onore e della lode, ma tu degno sei dell'onore e della lode. Alleluia, 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 oh alleluia.
vedevo le tue impronte accanto a me. Per un momento mi sono spaventato, ma tu mi hai rassicurato che stavo in braccio a te. Canto una lode che sale a te, Signore, oh mio Re. Alleluia, 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 oh alleluia, alleluia. Amen. Grazie Signore per questi fratelli che ci hai dato, benedicili in abbondanza. Vogliamo dare la parola al pastore Mendonetta che ci leggerà il brano di oggi. 2 Cronache 7, 14, 16. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ora i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo, perché ora ho scelto e santificato questo tempio affinché il mio nome vi rimanga per sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Amen. Parola del Signore. Amen. Grazie Gesù. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia e prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. E i miei occhi e il mio cuore saranno sempre attenti al grido innalzato da questo luogo santo, e tu camminerai davanti alla presenza mia, io ascolterò. E i miei occhi e il mio cuore saranno sempre attenti al grido innalzato da questo luogo santo, e tu camminerai davanti alla presenza mia, io ascolterò. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e guarirò
guarirò il suo paese, io ascolterò e perdonerò e guarirò, io ascolterò e perdonerò e guarirò, io ascolterò, sì, io ascolterò, io ascolterò. Amen, alleluia. Grazie Signore, grazie per questo momento, grazie perché tu ci concedi la possibilità di stare alla tua presenza, Alleluia, grazie, invocare il tuo santo nome, pregarti. Amen. Grazie Signore anche per la parola che tu ci darai attraverso il pastore Carmelo. Amen. Grazie, Grazie Signore, fa veramente che la tua parola colpisca i nostri cuori, apra le menti, apri i cuori, sciolga i veli dalle menti e dai cuori, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie Signore. Amen, alleluia, alleluia. Allora, anche questa settimana abbiamo preso di nuovo questo brano. Questa è la terza settimana che parliamo di questo brano, di come Salomone, entrando in questo tempio, ha avuto questa grande rivelazione da parte di Dio. Dio ha parlato a questo grande re, gli ha detto: io ascolterò da questo tempio, ascolterò le tue preghiere, perdonerò il peccato del popolo e lo guarirò. Amen. Bellissimo. Abbiamo anche detto che per entrare in questo tempio bisogna essere il popolo di Dio, ovvero per noi che siamo figlioli di Dio, cristiani, bisogna essere figli di Dio, appunto, cristiani, perché abbiamo detto che questo tempio non è più un tempio fatto di pietre che oggi ci sono e domani non ci sono, esattamente come fu il Tempio di Salomone, non è più in mezzo a noi il Tempio di Salomone, ma Gesù, parlando di se stesso, disse che lui era il Tempio. Quindi ogni buon cristiano può entrare dentro il Tempio Gesù Cristo, quindi in Cristo, e chiedere al Padre in Cristo. Questo ci rivela che esiste, diciamo così, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, come c'era un solo luogo per gli ebrei dove Dio ascoltava ed era il Tempio di Salomone. Oggi esiste un solo luogo, che in realtà è una persona, che può intermediare tra noi e il Padre, cioè Gesù, in quanto Gesù è vero uomo e siccome è vero uomo, lui ha la capacità di mettersi nei nostri panni, ma è anche vero Dio, quindi ha la capacità di mettersi nei panni del Padre. E grazie a questa sua natura, questa sua doppia natura, uomo e Dio, diventa un ponte tra noi e il Padre. Amen. Quindi quando noi entriamo dentro Gesù Cristo, in Gesù Cristo, quando noi siamo in Cristo Gesù, le nostre preghiere hanno una forma diversa, non sono più le preghiere fatte ad un Dio lontano, ma sono le preghiere fatte ad un Dio vicino. Così ci dice Salomone: entrando in quel tempio fatto di pietre, Dio aveva promesso che avrebbe ascoltato tutte le preghiere fatte da quel luogo, preghiere che sarebbero salite al cielo, preghiere che avrebbero dato la possibilità al popolo di chiedere perdono e dopo aver chiesto perdono anche di chiedere la guarigione. In Cristo noi facciamo la stessa cosa. Quando noi entriamo in Gesù Cristo, quando noi siamo in Cristo Gesù, quando il nostro spirito entra nel Tempio Gesù Cristo, le nostre preghiere hanno un'altra forma, prendono la forma dell'incenso, diciamo così, di qualcosa di profumato che riesce a salire in cielo. Prima le nostre preghiere non erano preghiere che potevano essere, diciamo così, trasportate veramente davanti alla presenza del Padre, ma in Cristo queste preghiere prendono un'altra forma, perché Gesù è il ponte perfetto tra noi e il Padre, è il tempio perfetto che rispetto a quello di Salomone ci dà la possibilità di stare alla presenza del Padre, stare alla presenza di Dio. Mentre infatti nel Tempio di Salomone le preghiere salivano al cielo, in Cristo noi siamo direttamente in cielo, noi siamo come Gesù alla destra del Padre,
Quindi le nostre preghiere vengono ascoltate direttamente dal Padre. È meraviglioso perché questo vuol Grazie, dire che in Signore. Cristo Gesù le nostre preghiere sono ascoltate. Grazie Gesù. Quando noi preghiamo, le nostre preghiere sono ascoltate. Questo è importante nella vita di ogni cristiano, di ogni vero buon cristiano. Le tue preghiere sono ascoltate. Le tue preghiere sono sempre all'orecchio di Dio. Quando noi in Cristo Gesù chiediamo al Padre, quella preghiera ha la sua meta e arriva alla sua meta, arriva all'orecchio del Padre. Questo è meraviglioso. E quindi possiamo chiedere la guarigione. Sì, certo che possiamo chiedere la guarigione, la liberazione, ma prima di questo la parola di Dio ci insegna un'altra cosa, che dobbiamo chiedere perdono. Ora, quando noi chiediamo perdono, è necessario che qualcuno ci scusi, ci perdoni. Quindi quando noi offendiamo qualcuno abbiamo la necessità di chiedere perdono alla persona offesa. Se io offendo mia moglie, io ho la necessità di chiedere perdono a mia moglie e di ricevere il suo perdono. Con i miei nemici devo chiedere perdono ai miei nemici se io ho mancato nei loro riguardi. Con Dio, se io sbaglio con Dio, devo chiedere perdono a Dio, ma quel perdono io poi lo devo ricevere. In questo caso Dio ci dice: se voi venite a me, io vi perdonerò. Il peccato è un'offesa a Dio. Quindi Dio viene in nostro soccorso con Cristo Gesù, facendo di Cristo Gesù il tempio perfetto, dove ognuno di noi può entrare, dove il popolo di Dio, la Chiesa, può entrare e ricevere la presenza di Dio per chiedere perdono. Come siamo perdonati? È Dio che ci perdona. Dio ci perdona perché ha detto che io ascolterò la preghiera. Io ascolterò la preghiera fatta in questo tempio. Io ascolterò la preghiera che è fatta in Cristo Gesù. Se noi chiediamo in preghiera: Signore, perdonami, Signore, cancella il mio peccato, Dio è fedele. Dio non può venire meno ad una sua promessa, perché Lui ha detto: io ascolterò. Questo è fuori di dubbio. Quindi noi dobbiamo andare a Dio e chiedere perdono, perché Lui è l'unico che può venire incontro a noi e perdonarci. Quando noi siamo perdonati, ce ne accorgiamo. Non è qualcosa che rimane solo parola, è qualcosa che diventa carne dentro di noi, perché in noi viene la pace di Dio. Quando noi riceviamo il perdono da parte del Padre, da parte di Dio, dentro di noi c'è pace. Ritroviamo ristoro, troviamo serenità, comprendiamo nello spirito, perché Dio è spirito e parla al nostro spirito. Noi abbiamo la pace in Cristo Gesù, perché Lui stesso ci dà quella pace, quella serenità necessaria per capire che abbiamo ricevuto il perdono. Quando noi non abbiamo questa pace, questa serenità, vuol dire che ancora non abbiamo chiesto bene, o non vogliamo perdonare noi i nostri nemici, o non entriamo in quel tempio Cristo Gesù, cerchiamo di entrare in altri tempi fatti di altre cose, di altre filosofie, di altre particolari situazioni di questo mondo. Quando noi entriamo in un tempio che non è Cristo Gesù, noi non possiamo ricevere il perdono, anche se lo chiediamo, ma non possiamo ricevere il perdono. Noi riceviamo il perdono da Dio solo in Cristo Gesù, solo nel tempio Gesù Cristo. E quando siamo in quel tempio, la parola ci dice: io ascolterò. Questa promessa in Cristo ci deve dare pace. Amen, grazie. Ci deve dare necessariamente pace. Se non abbiamo questa pace, vuol dire che non siamo nel tempio Gesù Cristo, siamo in un altro tempio. E dopo che abbiamo chiesto perdono, bene, la parola di Dio ci dice che Lui, il Padre, guarirà il nostro paese, guarirà la nostra vita, guarirà la nostra casa. Ecco perché diciamo che è necessario sentire questo perdono, perché la prima guarigione che noi riceviamo è dentro di noi, è spirituale. La prima guarigione che noi persone riceviamo è quella dentro di noi che ci dà pace. Dal tormento prendiamo pace. Il nostro tormento si trasforma in pace. Il nostro dolore si trasforma in gioia. Tutte le nostre follie si trasformano in serenità. Dio ha promesso che ascolterà tutte le nostre preghiere di perdono, tutte le nostre preghiere in generale, e ci guarirà.
Questa guarigione avviene dentro di noi nella pace. Quando noi abbiamo serenità, anche se fuori il Tempio, Gesù Cristo, fuori, attorno a noi, ci può essere disperazione, dentro di noi non c'è più disperazione perché noi abbiamo ricevuto quella pace, quella serenità, perché abbiamo riconosciuto che siamo peccatori, abbiamo riconosciuto che abbiamo sbagliato nei confronti di Dio e quindi Dio ci dà pace, ci guarisce dentro. Se vuoi ricevere la tua guarigione, la tua prima guarigione, devi andare a Dio e chiedere perdono. Quindi ci sono 3 cose da fare: andare a Dio con sincerità di cuore in Cristo Gesù, chiedere perdono delle offese che abbiamo fatto, delle offese che gli abbiamo fatto, del peccato, del nostro peccato, perché noi lo offendiamo con il nostro peccato, e ricevere. Quindi andare, chiedere e ricevere. Quando noi riceviamo la guarigione dentro di noi, il peccato ha un altro aspetto davanti a noi, è qualcosa che sappiamo che c'è nella nostra vita, ma sappiamo anche che Dio è buono da perdonarlo. Devo dire che è importante riconoscere, prima di tutto, nella nostra vita, il Tempio. Il Tempio è Gesù Cristo. Amen. Se noi non riconosciamo Gesù come colui che ci mette in diretto contatto con il Padre, non possiamo ricevere il vero perdono e non lo possiamo neanche chiedere. E non possiamo trovare nessuno in questa terra che ci può dire i tuoi peccati sono tutti perdonati, se non in Gesù Cristo, se non nel Signore Gesù Cristo, se non in questo Tempio. Dio perdona i nostri peccati nella misura in cui noi siamo dentro quel Tempio Gesù Cristo. Poi possiamo anche ricevere la guarigione fisica, perché no? Se noi chiediamo perdono al Signore, se noi riconosciamo tutti i nostri peccati, Dio è potente anche da liberarci da ogni male, e credo che in questo periodo ne abbiamo tanto bisogno. Non ci affidiamo a tempi fatti di mano d'uomo, non ci affidiamo a tempi di filosofia, fatti di filosofia, a tempi religiosi, a tempi politici, a tempi che sono inutili da questo punto di vista. C'è un solo e unico tempio dove Dio si rivela, e quel tempio è Gesù Cristo. Gesù stesso ha detto: io sono il tempio, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Lui era il tempio, lui era il luogo del perdono, lui era il luogo della guarigione, lui era ed è il luogo dove noi incontriamo Dio, perché Gesù, ricordiamocelo, è vivo Dio come Dio, ma è vivo anche e soprattutto come uomo. È l'unico uomo che è risuscitato con le sue forze, perché è Dio. Quindi chi più di Gesù può capire il nostro stato umano? Chi più di Gesù? Gesù è stato tentato, Gesù è stato portato sul pinnacolo del Tempio perché il diavolo lo voleva sedurre su quel luogo. Gesù ha visto il diavolo faccia a faccia. Quindi chi più di lui capisce qual è il nostro problema in questo mondo? Assolutamente Gesù. Solo che in Gesù abbiamo anche la soluzione, in nessun altro uomo o donna abbiamo la soluzione. Solo in Cristo Gesù abbiamo la soluzione, perché Gesù è anche Dio. Perché Gesù ha quella capacità di andare presso il Padre e dire: sai Padre Celeste, ecco, io vengo in nome dei miei fratelli, in nome dei tuoi figli sulla terra. Vengo per pregare per loro, per intercedere per loro, perché Gesù è la perfezione fatta carne ed è la perfezione Dio, in Cristo, nel Padre. Infatti noi vi voglio ricordare il credo apostolico, dice: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Gesù è Dio in quanto viene da Dio, è luce in quanto viene dalla luce, è Dio vero in quanto viene dal Dio vero. E nello stesso tempo ha natura umana. È un tempio spirituale che si è fatto carne ed è potuto venire in mezzo a noi per diventare il luogo perfetto del riposo. Solo in Cristo Gesù noi abbiamo il riposo. Solo in Cristo Gesù noi abbiamo il perdono dei peccati, solo in Cristo Gesù noi abbiamo la guarigione spirituale e fisica, solo in Cristo Gesù noi possiamo passare da questo mondo al mondo soprannaturale, al mondo celestiale,
Solo in Cristo Gesù, noi che siamo fatti di carne, possiamo arrivare alla presenza del Padre, davanti al suo trono celeste. Amen. Questo è meraviglioso. Quindi oggi ti voglio invitare veramente con tutto il cuore ad accettare Gesù nella tua vita, ad entrare in Cristo Gesù, ad avere questa nuova rivelazione, questa nuova nascita, questa novità nella tua vita. Se le tue preghiere non ti danno pace, vuol dire che fino ad ora non hai pregato in Cristo. Se non hai ricevuto la guarigione spirituale, vuol dire che fino a questo momento tu non sei entrato nel Tempio di Gesù Cristo, tu non sei ancora entrato in Cristo Gesù. Non sto dicendo che non lo conosci. Anche il diavolo conosce Gesù, ma il diavolo non è in Cristo Gesù. Amen? Quindi ognuno di noi deve entrare in Cristo Gesù, deve vedere Gesù come un intimo amico, suo fratello, come qualcuno che ha dato la sua vita fisicamente e veramente per te, per me. Quando noi riconosciamo che Gesù ha fatto quest'opera meravigliosa, questo nuovo patto di sangue per la nostra vita, per la nostra salvezza, allora noi abbiamo la possibilità di essere in Cristo e le nostre preghiere, il nostro chiedere perdono, il nostro scusarci davanti a Dio può ricevere una risposta da parte del Padre, perché ce lo ha promesso. Io ascolterò. Dio non è sordo. Io ascolterò. Dio dice io ti ascolterò nella misura in cui tu sei nel Tempio Gesù Cristo. Io ascolterò nella misura in cui tu sei in Cristo Gesù, in cui tu hai accettato il patto di sangue che Gesù ha fatto sulla croce per noi. Amen. Grazie Signore, tu sei benedetto e santo, vogliamo lodarti, vogliamo benedirti. Signore, io voglio pregarti per questo popolo che ci ascolta, questo popolo che ha ascoltato questa tua parola meravigliosa. Noi sappiamo che tu sei degno di lode, di gloria e di onore, sappiamo Signore che quello che esce dalle tue labbra è così benedetto che non può essere falsificato. Quello che esce dalle tue labbra è verità assoluta. E se tu hai detto, io ascolterò, Signore, questa è una pietra fondamentale della nostra fede. È una pietra fondamentale che regge tutto l'universo. Tu hai detto, io ascolterò. E noi dobbiamo avere la certezza di questo. Io ascolterò in Cristo Gesù. Ricordiamoci questo. Amici, fratelli, sorelle, ricordatevi questo. Dio ascolterà le nostre preghiere quando noi siamo in Cristo Gesù. Signore, intervieni con potenza. Fa che ognuno di noi, ognuno di loro possa entrare in questo Tempio santo e benedetto che tu hai fatto scendere dal cielo e gli hai dato un nome meraviglioso che è al di sopra di tutto e di tutti, Gesù Cristo. Noi vogliamo entrare in Cristo Gesù, noi vogliamo vivere in Cristo Gesù, noi vogliamo sperimentare Cristo Gesù nella nostra vita, perché noi vogliamo che le nostre preghiere siano ascoltate, noi vogliamo che ogni qualvolta chiediamo perdono, quel perdono venga nella nostra vita e guarisca la nostra anima e guarisca il nostro spirito. Noi vogliamo vivere e vogliamo sperimentare nella nostra vita la presenza di Gesù, vogliamo, Signore, avere e ricevere quella promessa che fu di Salomone ed era in un tempio fatto di pietra. Vogliamo, Signore, entrare in Cristo Gesù e ricevere una promessa eterna, perché Gesù Cristo è eterno. Vogliamo, Signore, entrare in questo luogo santo, essere riempiti della tua gloria. Vogliamo stare alla presenza, perché solo in questo luogo santo, Gesù Cristo, possiamo stare alla tua presenza. In nessun altro luogo, in nessun altro tempio fatto da mani d'uomo, in nessun altro tempio fatto di filosofia, in nessun altro tempio fatto di religione c'è la tua presenza. Solo nel tempio Gesù Cristo c'è la tua presenza. E noi vogliamo entrare in questo tempio santo e benedetto. Ti vogliamo lodare, Signore, ti vogliamo benedire. Benedici, Signore, veramente tutti coloro che ci ascoltano in questo giorno. Vogliamo fare insieme una preghiera. Facciamo questa preghiera tutti insieme. Ripetete con me, Signore Gesù, io voglio entrare nella tua vita. Voglio entrare nel Tempio tuo santo. Voglio stare alla presenza del Padre. Voglio accettare il tuo sacrificio. Voglio accettare il tuo sacrificio, sì. Il sacrificio che tu hai fatto per me. Il sacrificio che hai fatto tu per me, sì. Il patto di sangue sulla croce. Il patto di sangue per la mia salvezza. Io ti accetto come mio Signore, come mio Salvatore. Non c'è nessun altro Salvatore. Solo tu sei il mio Salvatore.
entra nella mia vita, perché io voglio entrare nella tua vita. Grazie, Signore Gesù. Io ti lodo, ti ringrazio e ti benedico. Amen. Grazie, Signore Gesù. E all'improvviso venne dal cielo un suono, un vento impetuoso che riempì tutto il luogo dove erano radunati, e apparve loro lingue di fuoco che si posarono su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue secondo lo Spirito. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue secondo lo Spirito. Andate e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura di questo mondo, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato per l'eternità. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue secondo lo Spirito. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue secondo lo Amen, gloria a Dio, siamo di nuovo qua. Oggi insieme vogliamo fare la Santa Cena, spezzare il pane e prendere il calice. Quindi per noi è un giorno particolare, un giorno speciale, vogliamo condividere questo momento insieme a voi. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per questo pane. Ti ringraziamo perché questo è il simbolo che ci ricorda il tuo sacrificio per noi. Questo pane ci ricorda il tuo corpo spezzato sulla croce, il tuo corpo dato per la salvezza del mondo, per la salvezza di quelli che nascono di nuovo in Cristo Gesù. Grazie, Signore Gesù, per il tuo sacrificio. Ti saremo sempre grati per questo. Amen. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me.
poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per questo vino, questo simbolo del tuo sangue, il tuo sangue sparso per noi, il sangue caduto da quella croce Grazie, Gesù. che ha toccato questo mondo e ha dato la possibilità a questo mondo di ravvedersi. Grazie, Signore, perché Grazie, il tuo Gesù. sangue mi ha salvato, ci ha Grazie, ci ha Gesù. redento. Doveva essere il nostro sangue, invece è stato sparso il tuo sangue. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Sei meraviglioso. Ti lodiamo e ti Gloria a te, benediciamo. Gesù. Amen. Amen. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Santo. Amen. Amen. Grazie, Signore. Ti voglio ringraziare, Gloria a Signore, te, Signore Santo, sei te. per il corpo che tu hai offerto per la Alleluia. nostra salvezza. In quel momento Satana gioiva nel vedere questo corpo martoriato, gioiva nel vedere questo sangue che usciva fuori dal tuo costato e non ha capito che la tua morte è stato un privilegio, è una vittoria per noi. Alleluia, gloria a te, Signore Santo, sei degno, Signore. Grazie Gesù, perché tu con il tuo sangue hai pagato un riscatto. Alleluia, gloria a te. Hai pagato il riscatto. Alleluia, gloria. Ci hai liberato, Signore. Ci hai Santo, liberato dalla sei schiavitù, degno, Signore. dalla schiavitù di Satana. E chi ti accetta, chi ti fa regnare, è libero dalla schiavitù di Satana. E io per questo ti voglio ringraziare, Gesù, Alleluia, per questo gloria grande a te, atto Signore. d'amore che hai fatto Gloria per a noi. te, Grazie, Signore, sei Signore. benedetto, Signore. Grazie perché ci hai liberato. Benedetto, Ci hai liberato Signore, dal sei peccato. Ci hai liberato, Santo, Signore, dalla Signore. morte eterna. Alleluia, alleluia, Ci hai gloria liberato, a te, Signore, da ogni malvagità del Alleluia, maligno. gloria a te, Signore Santo. Ci hai sottratti dalla sua mano. Amen. Ci hai resi liberi. Ci hai dato la libertà, ci hai dato la conoscenza della tua parola, Alleluia, perché la tua gloria, parola, gloria a immersi te, nella tua Signore. parola siamo liberi. Tu sei grande, Signore Alleluia. Gesù, grande per tutto quello che tu hai fatto. Vieni, A te va la gloria, Vieni. Signore. Alleluia, A te va gloria a te, l'onore, Signore. Signore. Io voglio veramente che ognuno possa capire questo grande tuo sacrificio. Amen.
perché purtroppo in Intervieni, questo mondo Signore, il tuo con sacrificio è potenza, reso nel nome vano, di Gesù. perché hanno messo la creatura al posto del creatore, Alleluia. hanno messo altre cose al posto tuo e hanno reso vano il tuo sacrificio d'amore, ma tu rimani per sempre, perché tu Alleluia. hai fatto grandi Tu cose, sei tu hai fatto un Signore, grande Signore, sacrificio tu d'amore sei per benedetto, noi Signore. e in virtù di questo sacrificio Glorioso d'amore io ti offro, Glorioso Signore, sei. tutta questa tragedia che c'è nel mondo. Oh, sì, sì. Io ti prego di consolare tutti gli Consola, Signore, nel afflitti, nome di tutti coloro che sono impauriti, Intervieni, Signore. terrorizzati. Intervieni, Signore, nel Ti nome prego, di Padre, Gesù, elevati. tutti coloro che hanno dubbi, Oh, tutti sì, oh, coloro Padre. che sono presi da questa Nel nome pandemia, di Gesù, ti alza la prego, tua mano, Padre, tu Signore. conosci i tuoi e nel nome di Gesù, per quel Amen. sangue benedetto, Oh, sì, oh, io ti Eterno, nel supplico, nome di Padre, Gesù. nel nome potente di Gesù, tira Alzati, fuori, Signore. salva i tuoi, Alzati, Signore, Signore, per i tuoi salvali, figli, Signore, salvali, intervieni attirali con a te, potenza, guariscili, nel nome di Gesù, Alzati, perdonali e Signore, guariscili, intervieni con nel forza, nome nel potente nome di di Gesù, Gesù, per il Signore, sangue di intervieni. Gesù, per quelle Alleluia. sante piaghe di Gesù, perché Alleluia, solo nel gloria. nome di Gesù si è salvati, Gloria solo a te. nel nome di Gesù si è ascoltati, benedetto, solo nel nome nel di Gesù nome si è di Gesù perdonati. Cristo solamente. Grazie, Signore, grazie le per tue la piaghe, guarigione, Signore, per le tue perché lacrime, attraverso quel sangue Ora. noi riceviamo guarigione, riceviamo liberazione. Santo, Signore, Grazie sei Gesù, degno, Signore. grazie per il tuo grande amore Degno e grazie sei tu. perché tu ti sei offerto a noi come dono. Alleluia, gloria a Grazie te, Signore. Gesù, nessuno Sei può glorioso, capire Signore, veramente ciò se non ne vive Gloria a te, veramente in Signore. te. E noi, Signore, vogliamo Gloria a che te, Signore. ogni Santo, uomo, Signore, sei ogni degno. uomo ti cerchi con tutto il Alleluia, cuore, sì, oh, Signore, ogni intervieni, uomo Signore, riconosca di affinché essere cerchino peccatore, il tuo volto, riconosca di Signore. essere veramente Amen. stato lontano da te, Intervieni, riconosca Nel di nome di desiderare, Gesù. di avere bisogno del perdono per essere guariti, Gloria per a essere te, Signore liberati. Santo, sei degno. Signore, Gloria a te, Signore Santo e ti degno. prego di consolare e incoraggiare, Signore, Alleluia, gli gloria, smarriti gloria, di gloria cuore, a te, Signore. perché tu in questo momento stai Gloria dicendo a te, Signore. coraggio, Gloria a te, Signore. coraggio, Gloria a te, coraggio, Signore. Sì, io oh, sono Eterno, con nel nome te, di Gesù. io sono con te pronto Nel per nome di ascoltarti, Gesù, nel pronto nome per, di Gesù. per Nel nome perdonarti, di Gesù. pronto per Nel guarirti, nome della coraggio, carne, Signore del non Signore. temere, Amen. coraggio, Grazie, Signore. vieni a me, Benedetto vieni a sei me, degno, Signore. vieni a me. Amen. Amen. Io ti Amen. ringrazio, Gesù. Gloria a te, Signore. Fa che ognuno, Signore, come abbiamo noi sperimentato, fa che ognuno possa Alleluia, sperimentare gloria a te, Signore. questa tua centralità. Tu devi essere al centro della nostra vita, Alleluia, gloria a perché te, tu sei il centro della vita, Amen. perché tutto intorno a te proviene da te, procede da te. Alleluia, gloria a Ti te, prego, Signore Gesù. Santo. sei. Fa che ognuno possa comprendere questo, possa lasciare tutte le perle e andare veramente alla ricerca e trovare Amen. la vera perla preziosa che sei tu, Gesù. Alleluia, gloria a te, Signore. Tu Vita, sei la perla perché perfetta. tu dai vita in Tu sei la vita abbondanza. perfetta, Signore. Oh, Signore, Gloria a voi- te, Signore. Ti prego anche di toccare in questo momento anche coloro, i medici, gli infermieri, la protezione civile, i governanti, tutti coloro che si stanno dando da fare, Signore. Ma ti prego di allontanare ogni male, Signore, ogni inganno. Ti chiedo perdono anche per coloro che se ne approfittano anche di questa situazione. Ti chiedo perdono, Signore, per coloro che purtroppo stanno giocando con questa situazione. Ti chiedo perdono, Signore, per tutti coloro, Signore, che stanno anche speculando con questa situazione. Proteggi, Signore, sì, coloro Signore, invece che si Gesù. danno da fare. Proteggili, Signore, benedicili potentemente. Io ti ringrazio per loro e ti ringrazio per questo momento. Grazie, Signore. A te la gloria e l'onore. Fa che ognuno veramente possa avere questa intimità intima, come il ramo è attaccato alla vite. Fa che ognuno sia attaccato a te, Gesù. Grazie, Signore.
l'erba dei prati, profumati da fiori. Non sono i monti innevati che nutrono i ruscelli, non sono le alte palme nei refrigeri dei deserti. Sei tu al centro della mia vita, sei tu l'unico raggio di sole, sei tu quello che conta di più. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, sei molto di più. Non è l'amore del mondo, nelle sue belle parole, non sono i teneri baci, rubati in mezzo a una via, non è il giorno e la notte, vissuti sempre alla grande, facendo soldi a palate e conquistando le folle. Sei tu al centro della mia vita, sei tu l'unico raggio di sole, sei tu quello che conta di più. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, sei molto di più. Sei tu al centro della mia vita, sei tu l'unico raggio di sole, sei tu quello che conta di più. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, sei molto di più. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, sei molto di più. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, sei molto di più. Amen. Grazie Signore, vogliamo ringraziarti di cuore per questo giorno, per questo momento, per questa adorazione, per la tua parola. Vogliamo Signore che la tua benedizione scenda su di noi, scenda sui fratelli a casa, scenda su tutto il tuo popolo che si trova in questo momento costretto a casa. Benedicici Signore, benedici in abbondanza tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito, benedici tutti coloro anche che ci ascolteranno e ci seguiranno. Signore, benedici le loro case, benedici i loro familiari, benedici i loro amici, benedici, Signore, anche i loro nemici. Vogliamo, Signore, che la tua benedizione scenda come un fiume di acqua viva nella nostra e nella loro vita. Il Signore ancora vi benedica con tanta benedizione nel nome di Gesù. Pace, pace. Pace.